Mi attraversò l'idea affascinante che la vita non fosse qualcosa che scorre come il fiume impetuoso di Eraclito, ma un'occasione unica di girarsi sulla graticola e continuare ad arrostirsi dall'altra parte ancora per 90 anni. Questo brano è tratto dal libro di Gabriel Garcia, Memorie delle mie puttane tristi. Allora, è un libro molto breve, però allo stesso tempo molto profondo. Parla di un uomo di 90 anni che per il suo compleanno ha il forte desiderio di avere un rapporto con una prostituta minorenne, diciamo vergine, e però dopo aver avuto questo rapporto effettivamente non lo ha, perché si scopre che nei confronti di questa ragazza non prova soltanto un'attrazione fisica, ma prova un qualcosa di più, prova un'attrazione diciamo sentimentale più profonda. Insomma, si è proprio innamorato di questa ragazza, quindi lui ha il forte desiderio di unirsi con questa ragazza, ma in un fidanzamento. Un libro avvincente che trasmette anche tutti i profumi e gli odori del mondo latino. Ve lo consiglio e buona lettura.